Vetrine fracassate con lanci di mattoni, una rissa, via Valeria Padova caduta nelle mani della malavita nigeriana rischia di diventare un nuovo Bronx. È morto dopo 3 giorni d'agonia l'operaio travolto da un tir nell'azienda Pittarello. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Le sue canzoni preferite, tanti palloncini bianchi celebrati a Mestre, i funerali di Sara Micheli, la ragazza che ha perso la vita domenica. Bottino, 20.000 euro, avevano razziato un'abitazione a Treviso rubando persino i regali sotto l'albero. Prese le ladre della Mercedes nera, sono 2 nomadi di Portogruaro. Crisi Safilo, sit-in oggi pomeriggio a Roma davanti alla sede del Ministero per lo Sviluppo Economico, sul tavolo il nodo dei 700 esuberi, accolta in questi minuti la proposta di ridiscutere il piano. Razza nera nel referto delle analisi del sangue, l'episodio segnalato da un cittadino, si dice dispiaciuta l'Us1 delle Dolomiti che adesso valuterà altre edizioni. Lupi che scendono ad Asiago e predano a pochi metri dalle case, rabbia e paura in contrada Pennar, c'è chi ha chiesto la protezione dei carabinieri per andare in stalla. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, apriamo la nostra edizione regionale con la situazione davvero incandescente che si sta registrando in via Valeria Padova, dove in poche ore si sono verificate una spaccata e una rissa. Ci hanno contattato perché poverini, se vedrete delle immagini, insomma, hanno sfondato la vetrata, si vedono immagini di persone che a viso scoperto sfondano la vetrata e vanno a rubare il registratore di cassa. Eccolo in azione, il malvivente che usando un pesante mattone in cemento sfonda la vetrata della porta d'ingresso del ristorante cinese di via Valeri. Il nuovo Bronx di Padova è in mano alla mafia nigeriana, come dimostra questo video. Sono le 10:30 di mattina e già sono 7 le persone ferme lungo la strada. Un continuo. La spaccata, caccia dei contanti del registratore di cassa, ma anche una violenta rissa in via Valeri con un tossicodipendente picchiato da un gruppo di nigeriani, 8 persone almeno. Una strada piccola ed elegante fino a qualche tempo fa, via Valeri, zona di uffici tra la stazione e il centro storico, intitolata al poeta Diego, fine francesista del Bo. A contattare il comitato Stanga, i commercianti asiatici della via e da chi per anni ha lottato in Vianelli, ecco le prime richieste. La prima cosa che pensiamo è quella che bisogna super illuminare quella zona e far passare continuamente le forze dell'ordine. Forze dell'ordine che devono domandare poi i documenti a questi signori che sono là dalla mattina alla sera che non fanno nulla. Intanto, a poche centinaia di metri di distanza, nell'ansia del cavalcavia Borgomagno, la polizia locale ha sequestrato 11 dosi di eroina a un giovanissimo spacciatore tunisino di soli 17 anni. E rimaniamo a Padova, dove è morto dopo 3 giorni di agonia l'operaio investito lunedì da un tir in manovra davanti a Pittarello. Non ce l'ha fatta dopo più di 3 giorni di agonia Gabriele Carraro, l'operaio di 55 anni travolto da un tir in manovra nel piazzale del grande deposito della Pittarello Scarpe di via Austria nella zona industriale di Padova. Carraro, deceduto all'ospedale nella notte tra mercoledì e giovedì, lascia la moglie e un figlio. Grande la commozione e lo sgomento tra la 60ina di persone, tra amministrativi e addetti che lavorano nell'enorme magazzino. L'attività lavorativa è comunque proseguita. Lunedì scorso Carraro era stato investito dal tir in retromarcia. Le sue condizioni erano apparse subito disperate ai medici del 118 intervenuti sul posto ed era stato ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria e la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Indagano i carabinieri del Nucleo Tutela del Lavoro e i tecnici dello Spisal dell'ULSS. I funerali potrebbero quindi slittare alla prossima settimana. E sono stati celebrati invece questa mattina a Mestre i funerali di Sara Micheli, la ragazza che ha perso la vita domenica in via Caltana. Sono immagini strazianti quelle all'uscita dalla chiesa di San Giuseppe in viale San Marco al termine del funerale di Sara Micheli, la 25enne mestrina che ha perso la vita domenica sera in un incidente stradale in via Caltana, Santa Maria di Sala. La sua auto si era scontrata frontalmente con quella proveniente dal senso di marcia opposto e per lei non c'è stato nulla da fare. Davanti c'era l'auto del fidanzato.
In centinaia hanno portato il loro saluto a Sara, molto conosciuta a Mestre, dove gestiva un locale in piazza Ferretto insieme al suo compagno. Tra i presenti, oltre al sindaco Brugnaro, anche alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale. Sulle pareti esterne della chiesa i pensieri degli amici. Ciao guerriera, si legge in uno degli striscioni, sarai sempre la nostra stella sorridente. Ad accompagnare la bara le note delle canzoni preferite di Sara, mentre tra le lacrime e le urla strazianti che si confondono tra le note, volano in cielo palloncini bianchi e rossi. A Treviso adesso, per la piaga dei furti in casa, sono state rintracciate e denunciate dalla polizia 2 nomadi che a Treviso avevano svaligiato l'abitazione di una famiglia con bambini, razziando anche i regali di Natale. Sono entrate come se nulla fosse in un condominio di Viale Luzzatti a Treviso, hanno scassinato la porta di un appartamento e razziato i regali di Natale che i padroni di casa avevano già messo sotto l'albero. Non contente, hanno arraffato monili in oro e bigiotterie e addirittura i vestitini dei bambini. Poi, come testimoniano le immagini delle telecamere di videosorveglianza, se ne sono andate senza fretta, risalendo sulla Mercedes classe A con cui erano arrivate. Dopo quasi un mese di indagini la squadra mobile è riuscita a risalire alle 2, risultati e poi essere delle giovani nomadi anche se dall'abbigliamento non si intuiva. È stata proprio la descrizione dell'auto a mettere la polizia sulla pista giusta. Grazie alla collaborazione di alcuni signori che risiedono nel quartiere, gli investigatori hanno avuto un elemento fondamentale per lo sviluppo delle indagini e l'individuazione poi successiva delle autrici del furto in appartamento. Abitazione di proprietà di una famiglia albanese che aveva comprato diversi regali da portare ai familiari in patria per le feste. Si sono introdotte nell'appartamento e hanno sottratto i pacchi dono che erano stati messi dai genitori sotto l'albero. All'interno di questi pacchi c'erano ovviamente dei regali per i bambini. 20.000 euro il valore complessivo della merce portata via, di cui il padrone di casa è riuscito a fornire agli investigatori una minuziosa documentazione anche fotografica. È stato estremamente utile la collaborazione delle vittime. Le indagini ci hanno condotto in un lungo pedinamento che poi è culminato presso un campo nomadi che è ubicato in Portogruaro. Il successivo decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso ci ha permesso poi dopo di riscontrare le responsabilità delle 2 giovani. Recuperati nella roulotte del marito di una delle 2 giovani, una 23enne, diversi capi d'abbigliamento. Sia lei che la complice 19enne sono state denunciate, ma se la più grande è già in carcere dove deve scontare una condanna a 3 anni, la più giovane è attualmente irreperibile. La cronaca sindacale con l'avvertenza Safilo, perché si è concluso in questi minuti il tavolo ministeriale convocato oggi pomeriggio al Mise. Il Ministro ha accolto, questa è la notizia, la proposta di ridiscutere il piano industriale per trovare soluzioni alternative agli esuberi, ricordiamolo, circa 700 tra gli stabilimenti di Longarone, Padova e Martignacco di Udine. I sindacati hanno proposto di valutare la possibilità di tornare a produrre in Italia i marchi di lusso del portfolio Safilo. Al tavolo il Ministro per lo Sviluppo Economico Patuanelli ha espresso la sua personale insoddisfazione per l'assenza dell'amministratore delegato di Safilo, Angelo Trocchia, e mentre si discuteva all'interno del palazzo fuori il sit-in dei lavoratori proprio della Safilo. Sono arrivati nella capitale in tarda mattinata a bordo di 2 pullman i lavoratori della Safilo. In 100 hanno voluto presidiare il palazzo del Ministero dello Sviluppo Economico, dove aziende e sindacati si sono trovati uno di fronte all'altra per la prima volta in sede nazionale. In mezzo le rappresentanze istituzionali di Veneto e Friuli. Sul tavolo il piano degli esuberi, 700 dipendenti, di questi 400 a Longarone, 50 a Padova, 250 a Martignacco di Udine, dove l'intero stabilimento verrebbe chiuso. E proprio dal nodo di Martignacco è partita la riunione, perché la chiusura dell'intera azienda è un pessimo segnale per l'equilibrio dell'intero gruppo, comprese quindi il quartier generale di Padova, il cuore produttivo di Longarone, dove si concentra la maggior parte delle licenze del lusso pronte a volare verso il vicino stabilimento di Telios. Sul tavolo della trattativa, come ha spiegato prima della riunione dalla FEMCA CISL Nicola Brancher, anche l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e più in generale il piano degli investimenti. La questione per la Camera di Commercio va affrontata però a 360 gradi. Non c'è solo il problema di Safilo
Safilo, del personale, dei dipendenti, ma c'è anche il problema dell'indotto che lavora per Safilo, e questo è un ulteriore elemento di discussione e di dibattito che bisogna affrontare. Il tema è anche quello della riconversione dall'occhialeria ad altri comparti. Noi poco prima di Natale avevamo qui dei buyer tedeschi legati al settore dell'automotive e non solo, e c'erano degli imprenditori bellunesi, imprenditori proprio che lavorano per il settore occhialeria, che stanno guardando oltre, e questo direi è positivo, però ce n'erano due, dovevano esserne non due ma molti di più. Razza nera è questo il termine utilizzato dall'ULSS 1 Dolomiti in un referto di analisi del sangue, episodio che un cittadino ha voluto segnalare. Si dice dispiaciuta l'azienda sanitaria locale, che adesso valuterà altre edizioni. Prima si è stropicciato gli occhi, poi Gianni Bortoluzzi, cittadino di Posta al Pago, ha riletto una seconda volta, ma l'espressione era ancora lì, sul report delle analisi del sangue della madre, effettuate martedì 14 al distretto sanitario di Alpago. L'asterisco sui valori della creatinina riporta alla frase "in soggetti di razza nera moltiplicare per 1,159, carattere in piccolo ma leggibile". Razza nera proprio così, termine che Bortoluzzi non ha digerito tanto da segnalarlo pubblicamente. Io mi auguro semplicemente che questo svarione, chiamiamolo così, venga corretto al più presto dalla ASL, anche perché trattandosi di modulistica probabilmente è una cosa, io non ho verificato, che potrebbe anche essere estesa alle altre ASL del Veneto. Contattata nel primo pomeriggio, l'ULSS 1 Dolomiti si dispiace, testuali parole, che l'addizione abbia urtato la sensibilità dell'utente, e onde evitare polemiche si dice pronta ad approfondire la possibilità di usare un altro termine di classificazione. Peraltro, fa sapere sempre l'USL, esattamente un anno fa la direzione aveva chiesto alle unità operative di verificare la documentazione sanitaria, valutando dizioni alternative a quelle di razza. Resta aperta la questione medica perché, sottolinea l'azienda, il termine razza è comunque usato nella letteratura medica. Per il solerte cittadino la segnalazione andava fatta. Questione di civiltà, dice, e la tempestività della risposta dell'USL sembra davvero dargli ragione. Il primo passo verso il razzismo è parlare di razze diverse all'interno del genere umano, no? Per cui niente, basterebbe una piccola correzione, insomma, e tutto andrà a posto. PM10 continua l'allerta rossa a Vicenza, ma dall'assessore all'ambiente arriva una buona notizia: gli Euro 5 non verranno fermati. No smog, vietato produrre PM10, ce n'è già troppo. Nella pianura padana continua l'allarme polveri sottili e a Vicenza la mancanza di pioggia e vento complica la situazione. L'allerta è sempre più rossa e restano in vigore le limitazioni alla circolazione del traffico fino ai veicoli commerciali Euro 4 diesel. Ma a differenza di altre città del nord Italia, a Vicenza gli Euro 5 non finiscono nel mirino, come assicura l'assessore all'ambiente. Il livello rosso è confermato dalle analisi di questa mattina, purtroppo. Di Euro 5 io non ho mai parlato, però ci tengo a dirlo. Mai ho pensato di fare una misura di questo tipo, l'hanno fatto altre città, secondo me anche con qualche problema normativo, ma ognuno si gestisce le scelte che assume. Noi assolutamente non lo faremo. Palazzo Trissino si ferma qui, non andrà oltre, non colpirà gli Euro 5. La battaglia per l'ambiente, come abbiamo sottolineato più volte, è sacrosanta, ma non può ricadere sui cittadini che hanno bisogno di muoversi per vivere, per lavorare, in particolare sulle classi meno abbienti che fanno fatica a cambiare l'auto con disinvoltura. E su questo è d'accordo anche il Dem Giacomo Possamai. Sono d'accordo, non bastano i blocchi del traffico, non servono ad abbattere le polveri sottili, non bastano ad abbattere le polveri sottili. 3 proposte secondo me sono fondamentali. 1. Efficienza energetica degli edifici, a partire dalle case altre, per cui un fondo per migliorare l'efficienza delle case. 2. Investimenti sul trasporto elettrico nella mobilità pubblica. Non possiamo vedere bus che girano nelle nostre città che hanno 20 anni, che inquinano come tantissime automobili. 3. Fondi per sostituire caldaie e macchine per chi non se lo può permettere, perché c'è gente che non può pensare di acquistare una macchina da 20-25 mila euro che inquini meno di quella che ha oggi. Insomma, Stato, regioni, comuni devono fare la loro parte. A Vicenza si punta su misure strutturali, ma
utili anche ai cittadini, come l'idea di prolungare la durata del biglietto dei mezzi pubblici. Invito i cittadini ad approfittarne del prolungamento della durata del biglietto che è stata data grazie alla provincia di Vicenza e SVT sia nei giorni di allerta arancione che nei giorni di allerta rossa. L'idea è quella di rendere questa una misura il più strutturale possibile, magari coordinata anche con altri provvedimenti, perché no, con qualche altro parcheggio di interscambio di cui la città ha bisogno. E poi vanno soprattutto controllate le caldaie, perché ormai c'è la consapevolezza evidente e scientifica che il vero problema è il riscaldamento. Detrazioni fiscali, dagli esperti arriva un appello forte e chiaro ai contribuenti. Sentiamo quale. La novità c'è e come, ma non si vede ancora, o perlomeno non tutti ne sono a conoscenza, e siccome prevenire è meglio che curare anche in ambito fiscale, è lo stesso CAF della CGIL di Treviso a rivolgersi direttamente ai cittadini contribuenti. La questione riguarda l'introduzione dell'obbligo di pagamento tracciabile, ossia tramite carta di debito, credito o bonifici, ai fini delle detrazioni fiscali di tutte le spese che consentono lo sconto del 19% nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per i farmaci e i dispositivi medici, dove continuerà a fare fede lo scontrino parlante. Parliamo di spese relative ad esempio alle rette per mandare i bambini a scuola, universitarie, spese funebri, gli interessi passivi per il mutuo, piuttosto che le assicurazioni, quindi una serie di spese che oggi appunto in dichiarazione dei redditi confluiscono e per i quali è possibile godere della detrazione del 19%. La novità interessa la dichiarazione dei redditi 2021 su spese sostenute nel corso del 2020, quindi già da oggi. Il messaggio del CAF è chiaro: cittadino avvisato, mezzo salvato. Il contante dobbiamo un po' dimenticarlo, perché non vorremmo trovarci poi nel 2021 che alcune spese non possono essere portate in detrazione proprio perché manca la tracciabilità del pagamento. È importante. Adesso per noi c'è la pubblicità, a dopo. Di nuovo in studio per andare a Venezia, a Farsetti, dove questa mattina è stato presentato il programma di iniziative per il giorno della memoria, celebrazioni che arrivano dopo il clamore suscitato dai fatti e dall'aggressione antisemita di Capodanno proprio a Venezia. La risposta più giusta a quanto accaduto a Capodanno. In quell'occasione un ex parlamentare è stato malmenato da un gruppo di fascisti. Paolo Navarrodina non sceglie giri di parole. Davanti a una sala consiliare gremita a Cafarsetti lo dice chiaramente. Le celebrazioni del giorno della memoria a Venezia, un mese di iniziative in tutto il comune, non potranno essere le stesse dell'anno scorso. Pesano ancora troppo i cori inneggianti al duce e ai forni crematori scanditi in piazza San Marco a Capodanno da un gruppo di neofascisti che ha poi aggredito davanti alla moglie e al figlio adolescente l'ex parlamentare Arturo Scotto e il giovane che aveva tentato di difenderlo. Sono fatti che accadono sempre più spesso, ma nello stesso tempo la nostra vigilanza, quella delle istituzioni, quelle delle comunità ebraiche e anche delle associazioni che con noi collaborano e monitorano, controllano e cercano di combattere in tutti i modi. A novembre il comune di Schio si è opposto al posizionamento di pietre d'inciampo davanti alle case dove abitavano i deportati del paese morti nei lager nazisti, definendole possibili fonte di odio e di divisioni. Una decisione che aveva suscitato un eco internazionale. Con le 12 che verranno posizionate quest'anno, invece, Venezia raggiunge le 90 pietre d'inciampo, terza città d'Italia dopo Roma e Torino. Non tutti sono morti nei campi di concentramento. Dedichiamo una pietra a Giuseppe Iona, il presidente della comunità ebraica, che il 17 settembre del 1943 per non consegnare le liste ai nazisti si suicidò, e questo credo sia un riconoscimento per quell'atto eroico che permise a molte persone di salvarsi. È morto nelle camere a gas di Auschwitz ad appena 2 mesi e mezzo invece Leo Mariani, la più giovane vittima veneziana dei campi di sterminio. La sua pietra d'inciampo sarà posizionata accanto a quella della mamma. Il Comune di Venezia sin dall'inizio ha sicuramente deciso con forza di sostenere e diffondere il più possibile queste iniziative. C'è un tavolo di coordinamento con la comunità ebraica, con gli enti, le istituzioni e tutti coloro che da anni qui a Venezia tengono viva nella comunità la memoria. Tra le tantissime iniziative, la cerimonia cittadina si terrà alle 11 del 26 gennaio al Teatro Goldoni di Venezia.
Sull'altopiano di Asiago i lupi continuano a fare paura. In contrada a Pennar c'è chi chiede l'intervento dei carabinieri. L'asinello piange disperato dalle 5 del mattino di fianco alla carcassa di quello che era un suo compagno di giochi nell'ampio recinto, perché il lupo non ha lasciato scampo né a lui né ad altre bestiole. Gli animali fanno parte, non è un lavoro il nostro, fanno parte della nostra famiglia, li allevi come figli, li vedi nascere, li cresci, li accudisci e vederli predati così che ti viene a mancare come una persona cara. Questi sono i dolcissimi asinelli in contrada Pennar, sono molto spaventati, stanno lontani da noi, hanno avuto una notte difficile. Alle 5 di questa mattina i lupi sono arrivati in branco, una mamma, un figlio, di là un altro in fondo che è fuggito, ha cercato, ma non c'è stato nulla da fare. E questa predazione è avvenuta esattamente ad Asiago, contrada Pennar, ma vedete in alto ci sono le case, sono pochi metri. È dura per loro stamattina perché vedere i loro amici, i loro simili, sono compagni e vedere queste morti, cioè insomma non è facile neanche per loro, sono molto sensibili e quindi sono come noi, insomma, le bestie sono come noi. Andiamo verso il recinto, oggetto della predazione. Tutti sono nascosti, il cane e le caprette in disparte, gli asini terrorizzati, ma anche chi alle 5 si è visto il branco di lupi di fronte alla porta di casa. In paese c'è un senso di impotenza e di rabbia, c'è paura anche. Troppi in mezzo alle abitazioni, incuranti delle luci e dei rumori degli umani, tanto da dover chiedere aiuto ai militari dell'Arma. Venire da solo a questo punto, come è successo già qualche anno fa, avremmo paura di fare questo. A questo punto mi sento di chiedere, come ho già fatto questa mattina al comandante della stazione dei carabinieri di Asiago, a questo punto chiediamo un supporto, che vengano ad accompagnarci a fare il giro per motivo di sicurezza, perché noi ci sentiamo veramente sicuri. Poi dicono che il lupo non attacca le persone, chi lo sa. Una predazione dopo l'altra, un danno dopo l'altro, d'estate, d'inverno, in un territorio che forse da secoli non vedeva più la presenza del lupo, ora reintrodotto. Non si salvano le vacche all'alpeggio, le pecore recintate, saltano senza problemi i recinti anche elettrificati, uccidono cani nel giardino di casa, riducono ai minimi il resto della fauna selvatica. Un concetto di biodiversità forse un po' naif, che appare gestito malissimo a livello centrale. Nessuno vuole la strage dei lupi, ma chi ci vive a contatto chiede disperatamente un controllo e delle tutele, prima che sia troppo tardi. Credo che bisogna continuare a dirlo, affinché chi ha la responsabilità di decidere e di dire alcune cose lo attui, ma lo attui veramente con procedimenti che sono leggi alla fine, o attuazioni di provvedimenti europei. Non capisco perché in altri stati riescono a contenere, a fare determinate cose, e qui in Italia invece purtroppo contano più i lupi che vorrei dire che qualche bambino magari, perché qua mi sento di dire anche questo, contano più i lupi che le persone. Ospiti questa sera di 20 e 10 in studio, Raffaella Andreola del Movimento 5 Stelle e Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord. E torna anche Zanzera questa sera, che ritorna nei paesaggi del Friuli. Daniele Marcassa e Ivo Gallo alla scoperta di un'area, quella carnica, che offre opportunità turistiche eccezionali. L'appuntamento quindi è alle 21:15 sulla nostra emittente. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Alta pressione in declino, una perturbazione riuscirà a raggiungere il nord Italia e dunque innescherà un peggioramento del tempo anche sulle nostre regioni. Il dettaglio intanto della giornata di venerdì. Sul Veneto la giornata risulterà ancora piuttosto stabile, con cielo al massimo poco nuvoloso e con qualche nebbia sulle aree pianeggianti. In serata arriveranno le prime piogge sul Veronese e sul Vicentino, precipitazioni che poi in nottata si estenderanno un po' dappertutto. Temperature minime fino a -6 gradi, valori massimi tra 8 e 10 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato anche qui con cielo al massimo poco nuvoloso, solo con qualche addensamento. Anche in questo caso in nottata peggiorerà con qualche rovescio. Temperature minime tra -1 e 7 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 10 e 11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, sarà soleggiato in giornata, in nottata invece deciso peggioramento delle condizioni meteo. Temperature minime sotto zero, massime sugli 8 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.